la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. La musica indipendente anche nel giorno di Samonios e si intitola Trema, questo pezzo dei Whitemore, Riccardo e Miriam, rappresentanti della Ita Pop, sonorità moderne, new gen e ballabili. Avete ballato davanti alla bara del nipote. È l'argomento di quest'oggi, signori, sarà la notte di Halloween, sarà Samonios, i morti, i santi, ma anche questo fa discutere, ragazzi miei, che tempi che sono, meglio andare in Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, certo, sono io, Sammy Varin, Potere al Popolo, in versione mezz'oretta, con l'argomento del giorno, quello importante però. E con me c'è la senatrice della Lega, Erika Stefani, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Mi fa piacere parlare con te di una cosa di cui ogni tanto parliamo su queste frequenze, troppo poco, la sottrazione dei minori, la bigenitorialità, l'importanza della bigenitorialità. E c'è una proposta contro la sottrazione dei minori anche all'estero, un disegno di legge a tua prima firma. Ancora non si sa niente, ma se ne sta parlando. Erika Stefani, di cosa si tratta? Ecco, il tema in realtà è abbastanza complicato, ma riguarda, purtroppo ci sono molti casi che hanno avuto anche una risonanza mediatica, però credetemi sono di difficile soluzione. Quando è che accade? Cosa succede e quando accadono questi episodi? Purtroppo magari in sede di crisi matrimoniali, di un problema fra i genitori, chi pagano sempre questi benedetti bambini, nonostante le norme le facciamo, li scriviamo e noi avvocati insieme con i magistrati dobbiamo perseguire il superiore interesse del minore, accade invece che purtroppo l'interesse del minore
viene messo in un cassetto e accade qualche volta che uno dei due genitori sottrae proprio il figlio all'altro e lo trattiene. Questo quando accade in Italia c'è anche la possibilità a volte di trovare dov'è il bambino, ma se accade all'estero, nascono delle vere e proprie epopee che ci raccontano alcuni genitori dove proprio non riescono più a vedere nemmeno i bambini. Ci sono delle convenzioni, perché poi sai, già la situazione è complessa, già le norme sono complesse, ci si mettono di mezzo le convenzioni. Ci sono delle convenzioni che sono fatte proprio per agevolare il rientro, ma sono sempre normative abbastanza complesse. Noi che cos'è che abbiamo previsto? Abbiamo previsto in un disegno di legge una particolare sanzione per chi sottrae questi bambini all'altro genitore oppure li sottrae, cosa altra che accade, ad esempio quando al servizio sociale ci sono dei bambini già in una situazione difficile, vengono praticamente affidati al servizio sociale, pensatemi che situazione, uno dei due genitori va, se prende il bambino, se lo porta via. Oggi esiste una norma, ma è una norma che prevede una pena, credetemi, sembra grossa, da 1 a 2 anni, 1 a 3 anni nel caso in cui sia in Italia, o nel caso che sia all'estero 1 a 4 anni, credetemi, ve lo dico da avvocato, sono pene, credetemi, irrisorie. Sono pene irrisorie perché alla fine i meccanismi che esistono all'interno delle procedure ti permettono di risolvere la questione in ben poco. Quello che noi vogliamo con l'aumento delle pene è di disincentivare questa pratica. Per cui abbiamo proposto un disegno di legge, adesso è in discussione in commissione al Senato, sono già stati dati i termini, sono già stati proposti i cosiddetti emendamenti, cioè tutti i parlamentari della commissione hanno fatto delle proposte di modifiche e noi stessi stiamo insistendo per aumentare la pena per arrivare a 3 a 6 anni quando sottrai il figlio in Italia, per arrivare addirittura da 5 a 7 anni se la sottrai all'estero, cioè da 5 a 7 anni ti scappa il carcere, cioè rischi passaggio carcerario, ecco, lo rischi. E poi mettiamo anche una norma che chi commette ovviamente un fatto del genere dovrà perdere la responsabilità genitoriale, no? La vecchia patria potestà, no? nei confronti del figlio, perché nel momento in cui tu lo sottrai, lo porti via all'altro genitore, tu stai creando un danno al figlio. Chiaro che invece è prevista la possibilità di avere una riduzione della pena se tu invece a un certo punto ti penti, ti rassegni e decidi di collaborare per far rientrare il figlio, perché il bambino ha diritto e quindi c'è un dovere da parte di chi fa le leggi di fare in modo che sia così, ha il diritto di vivere, di confrontarsi, di avere 2 genitori. Poi chiaro, ci sono delle altre, poi è ovvio che l'esperienza dei tribunali ti insegna che ci sono delle sfumature di grigio, nel senso che c'è il genitore che è dannoso quasi per il figlio, che ha dei comportamenti, questo è tutto un altro discorso. Noi stiamo soltanto parlando di questi episodi e vi dico adesso senza voler fare i soliti che continuano a parlare degli stranieri, però per certi versi le relazioni che ci sono fra soggetti di cittadinanza diversa, i matrimoni fra persone provenienti da stati diversi creano, ovviamente aumentano il numero dei casi e quindi accade sempre più spesso. Poi ci sono dei paesi stranieri che sono vincolati dalle convenzioni dove agisce un certo sistema di polizia giudiziaria, ci sono degli altri paesi dove ragazzi, che prova poi andare a trovarti, andare a recuperare il tuo bambino.
e quindi Chiaro. diventano veramente delle situazioni drammatiche. Comunque noi siamo speranzosi in commissione, sono veramente, io la sto vedendo bene perché intanto stanno passando gli emendamenti, nel momento in cui saranno votati si andrà in aula al Senato e quindi ci sarà un passaggio al Senato di questa norma. E poi da lì auspico che ovviamente anche la Camera sia sensibilizzata sul tema e che si arriva ad approvare. E qual è il Perfetto. tema di grandi sistemi? Cos'è che accade con questo disegno di legge oltre che l'aumento di pena? È che spostiamo anche il reato, lo mettiamo fra i sequestri. Perché a un certo punto chi ti porta via il figlio, chi ce lo porta in Italia non ti permette più di vederlo, tu non hai neanche la più pallida idea di dove abita, con chi sta crescendo, è un sequestro. E dici niente, e questo lo ritroviamo spesso sui giornali quando il marito si prende il figlio e se lo porta in chissà quale paese, ma pare non ci sia soluzione. Vi abbiamo portato tra gli addetti ai lavori, ne stanno discutendo e presto la cosa approderà in aula. Io ringrazio la senatrice della Lega, Erika Stefani. Grazie, Erika. Grazie a voi tutti e ciao, buona Ciao. giornata a tutti. Ciao. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, sono le 11:14, no, abbiamo parlato di un qualcosa, vedi, senza nominare, ma avete capito di cosa si tratta quando il genitore scappa all'estero portandosi il figlio e noi chiaramente da razzisti pensiamo male, è vero? State pensando anche voi quello che penso io. Il buongiorno rinnovato, fammi leggere 2-3 WhatsApp, abbiamo l'ospite che attende e mi scuso ma ne sono arrivati tantissimi e volevo ringraziarvi. Salutiamo Max del Papa, Luigi da Treviso, grandissimo, e poi quella fiammella, Mary, noi siamo una fiammella accesa, non fiamma, è fiammella, assolutamente sì. Qualcuno spieghi a Feltri che il Milan aveva 5 titolari in meno contro il Napoli, il premio Bamba diamolo a Feltri, scherza qualcuno, ma è vero, è grandissimo Feltri con noi ogni giovedì mattina per dare il Bamba della settimana. Tantissimi che stanno commentando il nonno che ha ballato davanti alla bara del nipote, una cosa tristissima che però ha diviso i nostri ascoltatori, ha fatto bene, ha fatto male il nonno, sdrammatizzare la morte. Ed è bello forse parlarne proprio quest'oggi, il 31 di ottobre, stiamo a 2 passi dalla festa dei morti e questa sera è anche Halloween e pure Samonios. Ma tutti questi discorsi li rimandiamo anche a più tardi, perché? Perché arriva il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Il nostro appuntamento quotidiano col territorio. Avete notato? Sammy Varin fa la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, poi arrivano i nostri direttori con le loro trasmissioni e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno si parla di territorio. Oggi con le Marche e poi con la Liguria, ma ogni giorno un modo diverso di raccontare il territorio da chi lo vive quotidianamente. E oggi abbiamo con noi il capogruppo della Lega in Regione Marche, Renzo Marinelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Piacerissimo di ritrovarti su queste frequenze, presidente della commissione bilancio. Subito, non faccio in tempo a parlare che già mi arriva un WhatsApp di qualcuno che ti fa i complimenti. Oh signore, esagero. No, i complimenti alla Regione Marche per l'ospedale Torrette di Ancona che con l'Humanitas di Rozzano e il Careggi di Firenze è ancora tra i migliori ospedali d'Italia. È vero, Renzo? Sì, è vero, è per il terzo anno consecutivo, quindi è un traguardo importante per la nostra sanità, la sanità che sta vivendo momenti difficili un po' in tutta Italia per le difficoltà che si sono create a seguito della pandemia e con la mancanza di medici, però nonostante tutto come Regione Marche riusciamo ad essere sempre un'eccellenza. Questo ci riempie di gioia e ci fa sperare bene per il futuro.
Assolutamente sì, e naturalmente noi abbiamo sempre considerato la regione Marche tra le regioni più interessanti, quelle che lavorano di più, quelle che hanno buoni risultati e quelli che in futuro anche con l'autonomia avranno veramente da guadagnare. Ma non è di questo che volevo parlarti, perché giustamente siamo a 8 anni dal sisma, dal terremoto che colpì le Marche nel 2016, ed è giusto capire come sta andando la ricostruzione, dove si sta lavorando bene e dove purtroppo magari si è un po' indietro. Marinelli. Ma diciamo che ultimamente stiamo rincorrendo quello che si era perso nel tempo nei primi 2 o 3 anni, visto la difficoltà, vista l'ampiezza dei territori. Oggi, ieri proprio c'è stata un'inaugurazione della prima caserma dei Carabinieri, che è stata rifatta interamente nuova in un comune qui nel Maceratese a Pieve Torina. La settimana scorsa si sono inaugurati riaperti i municipi di altre 2 cittadine, sempre qui dell'entroterra maceratese. Quindi diciamo la ricostruzione ha veramente messo la quinta e sta andando velocemente. Possiamo dire che nel mese di ottobre, questo che stiamo appena trascorrendo, si è avuto il record delle somme messe a disposizione per la ricostruzione per le prime case, quindi si sta veramente correndo, e il fatto che il 110 è stato bloccato dalle altre parti d'Italia hanno concentrato anche le attività in questi nostri territori. Prima erano penalizzate dal fatto anche di mancanza di imprese, oggi invece riusciamo a cogliere. Quindi diciamo che la ricostruzione sta andando veramente alla grande, anche le opere pubbliche che erano rimaste un po' più indietro per quanto riguarda, come dicevo, le opere pubbliche. Il 95% finalmente sono stati autorizzati gli interventi, quindi stiamo procedendo molto velocemente, stiamo recuperando il tempo perso all'inizio, quando purtroppo non eravamo noi ad amministrare. Non voglio dare colpa agli altri, però sicuramente oggi sia il Presidente della Regione Marche che il Commissario straordinario, il Presidente Acquaroli e il Commissario Castelli stanno lavorando insieme a tutti noi consiglieri, a coloro che rappresentano il territorio, per far sì che questa ricostruzione sia una ricostruzione attenta, veloce, fatta in trasparenza, perché questo è quello che vogliamo, ma poi a questo dobbiamo far seguire anche la crescita e la rinascita di attività, perché altrimenti questi nostri territori montani possono restare, diciamo così, un po' abbandonati e senza lavoro, e quindi se non c'è lavoro poi non c'è neanche residenzialità e nient'altro. Assolutamente sì, e ricordiamolo, la Lega e il centrodestra hanno vinto e stanno vincendo in molte zone d'Italia proprio per questo, perché la sinistra, i sinistri come li chiamiamo noi, hanno proliferato in tutti questi decenni, garantendo un'assistenza, un aiuto, un'attenzione al territorio. Sì, lo hanno fatto per un po' di anni, poi hanno avuto altri interessi, diciamo così, e anno dopo anno la gente ancora votava centrosinistra, finché qualcosa è cambiato e qualcuno ha cominciato ad alzare la testa dicendo cioè questi non fanno niente, sono sicuri di essere votati ogni volta e basta, guardiamo dall'altra parte, e ha cominciato a vincere il centrodestra, chiamato a una responsabilità grandissima, sistemare le magagne che la sinistra non aveva più sistemato, ed è quello che si sta cercando di fare ad esempio nella regione Marche. La Lega ama e difende il territorio, valorizza il territorio, e in questo caso, visto che abbiamo in linea il capogruppo della Lega in Regione Marche, come si sta lavorando sulle politiche regionali per la valorizzazione delle zone dell'entroterra e dei piccoli comuni montani della Regione Marche? Ma sicuramente sono stati fatti dei passi importanti. Prima di tutto si cerca di riequilibrare le aree interne con le aree costiere, cosa che non era
mai avvenuta, ma con parecchi bandi che sono proprio incentrati sui borghi, sui comuni sotto a 5.000 abitanti, quindi dando contributi sia a imprese che alle amministrazioni. Quindi si sta invertendo un po' la tendenza di quello che c'era stato, quindi mancanza di attenzione per coloro che abitano le aree interne, e oggi con le alluvioni ci rendiamo conto quanto è importante mantenere i presidi nelle aree interne, altrimenti avremo dei danni nelle nostre alluvioni che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Si contano 1 miliardo di danni, forse se avessimo investito un po' più sulle aree interne, cosa che oggi stiamo cominciando a fare, forse tutti questi disastri non li avremmo avuti, o in qualche modo li avremmo contenuti. Quindi la politica che stiamo portando avanti come Lega, come centrodestra, è una politica di attenzione ai territori, e quindi speriamo che ci possano dare dei risultati, ma attenzione anche dal punto di vista delle imprese. Le Marche è una piccola regione, ma dove ci sono tantissime eccellenze su tutti i settori, sul mobile, sulle calzature, sui prodotti enogastronomici, nonché sulle carte, con la carta del Fabriano che oggi sta vivendo momenti di difficoltà con gli elettrodomestici. Quindi siamo piccoli, ma abbiamo molto, e molte cose sono di qualità. Questo è quello che ci contraddistingue e sul quale puntiamo, perché poi oggi la differenza si fa sulla qualità. Assolutamente sì, e lo diciamo sempre, ne abbiamo parlato anche in questi giorni con senatori, deputati della Lega, preferire sempre quelle cose certificate, made in Italy, fatte in Italia, con materiale proveniente dall'Italia, e questo soprattutto all'estero. Lo diciamo a voi italiani all'estero che ci seguite in giro per il mondo, vedete quanti imbrogli che ci sono, cerchiamo di portare avanti la nostra cultura e il nostro territorio. Io ringrazio il capogruppo della Lega in Regione Marche, Renzo Marinelli. Buon lavoro Renzo, ci risentiamo ancora nelle prossime settimane. Grazie a voi, è sempre un piacere stare con voi. Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, una manciata di minuti con Sammy Varin prima della Lega Liguria. Vorrei sapere se il fidanzatino di Aurora è italiano o di altra nazionalità. Questa leghista un po' razzista sicuramente, Anna Maria da Vicenza, non si sa, non lo dice nessuno. Mi preoccupa la cosa, quando non lo si dice. Pillola abortiva? Ci pensa Glovo. Non scherziamo, ma in Emilia-Romagna te la portano a casa la pillola abortiva. Cosa non ci si inventa, per essere votati. Capite? La FIFA che ha la sinistra non solo in Umbria, ma anche in Emilia-Romagna si vota 17-18 novembre e cominciano ad avere qualche dubbietto i sinistri. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy, sbaglio? Il nostro presidente non ha mai bacchettato le eccitate fobie delle sinistre nei confronti delle destre? Attenzione, perché pochi quotidiani oggi recitano il mantra detto ieri da Mattarella: le eccitate fobie contro gli stranieri che avremmo noi. Non ha specificato, ma mi sono sentito chiamato in causa, come se avesse nominato che ha quel Sammy Varin che parla su Radio Libertà. Ha parlato di tutti voi ascoltatori che mi state seguendo adesso. Avete eccitate fobie contro gli immigrati? Santa polenta, i giudici sono pagati dagli italiani, pertanto devono fare quello che i loro rappresentanti decidono e le loro simpatie le esprimono a casa loro. Proprio l'opposto che sta accadendo in queste settimane. Sì, grazie davvero, perché mi avete scritti tantissimi di WhatsApp, simpaticissimi o meno. Oggi appunto Halloween, Samonios, festa celtica, i morti, i santi,
e giustamente tante meditazioni, soprattutto ora passato anche in versione elettronica sul Corriere, l'intervista al nonno che ha danzato la musica, e non era un valzer in questo caso, è proprio la techno davanti alla bara del nipote Gino. Eccolo qua, l'intervista sul Corriere anche in versione elettronica. Il nonno che ha ballato davanti alla bara del nipote, veniva a trovarmi ogni sera e quando mi sono fermato ho sentito la sua voce. Una intervista strappalacrime quest'oggi sul Corriere, con tanti ascoltatori divisi su questo argomento, e vedrete anche sui social e vedrete anche sulle televisioni importanti si discuterà di questa cosa. È il caso di sdrammatizzare la morte, come quelli che applaudono all'uscita della bara, come quelli che augurano buon viaggio. È una frase che non riesco a sopportare, però ha il suo fascino. Buon viaggio, che buon viaggio, un corno, non sai neanche dove vanno, perché buon viaggio? Sembra quasi che gli auguri, te ne sei andato, meno male. Si scherza, si sdrammatizza, serve anche a questo. Parlatene ai vostri figli e ai vostri nipoti, perché non è soltanto Halloween quest'oggi, anche se serve, lo posso capire, a moltissimi negozianti. Attenzione, in 2 minuti un appuntamento da non scordare, importantissimo per i leghisti celoduristi e quindi ad esempio per il sottoscritto, la Soca Fest a Palazzago in provincia di Bergamo. Da ieri è aperta la festa della Lega a Palazzago, da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre. Ogni sera si mangia e si beve. Attenzione, venerdì 1 novembre anche a pranzo, quindi domani si può andare a pranzo alla Soca Fest di Palazzago, area feste via Annunciata. Domenica 3 novembre solo pranzo. Per il resto ogni sera si mangiano casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù dello chef, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, polenta taragna, la sacra polenta taragna. Ma c'è anche il formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti e molto altro. Festa della Lega, Palazzago, Bergamo, a 2 passi da Pontida, area feste via Annunciata. E ringraziandovi tutti quanti per il gentile ascolto, ringraziando Davide per la pazienza, vi do appuntamento certamente al lunedì. Facciamo il ponte? Non so, dicono, Voi provate a accendere la radio domani che magari mi trovate lo stesso. Buon weekend, alla prossima. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.